questo secondo appuntamento di una terza edizione, ormai una tradizione per Jesolo, Note di Notte, che ci porta alla scoperta delle chiese più belle del litorale, facendoci apprezzare tanta buona musica. E questa volta i protagonisti sono ormai una risorsa per Jesolo e per le zone dei dintorni. Sto parlando dell'Orchestra Barocca del Veneto, diretta dal maestro Dino Doni, che ci accompagnerà in questo viaggio musicale che collegherà 1600 a 1700, il periodo del barocco, un periodo ricchissimo dal punto di vista musicale. E allora io vorrei aprire scaldando un po' l'atmosfera, nonostante le calde temperature di queste serate, e un grande applauso va a coloro che ci accompagneranno in questo viaggio musicale. Interesse, ringraziamento va a chi ha organizzato e chi promuove anno dopo anno questa rassegna, il Comune di Jesolo. Grazie per il patrocinio anche alla Regione del Veneto e grazie a tutte le risorse, tutte le persone che ci mettono tanta forza di volontà e tanta passione nell'organizzazione di eventi culturali simili. Quindi un grazie a Doc Servizi nella persona di Alessandro Rosbrogiò, che dovrebbe essere presente in questa serata, grazie all'Associazione Proposte Musicali, grazie per la collaborazione anche alla Biblioteca Civica di Jesolo. Io dico, sono tantissimi attori che si mettono insieme per portare avanti una rassegna che vi accompagnerà per tutta l'estate e a loro va il nostro ringraziamento, quindi chiedo un applauso anche per loro. Ringrazio Don Lucio e Don Gianluca che ci ospitano qui in questa chiesa questa sera e da ultimo, ma non meno importante, l'amministrazione comunale, che è fondamentale, e quindi ringrazio l'assessore alla cultura Deborah Connella per essere qui presente. Qui siamo in un luogo di grande turismo, si è aperta la stagione, quindi vogliamo ringraziare e vogliamo accogliere anche chi arriva da lontano. Lo faremo in inglese. Scusate per l'inglese della sottoscritta, e lo faremo anche in tedesco con l'ausilio della professoressa Sabrina Comina. So, ladies and gentlemen, good evening and welcome to the Woolard Music Concert, masterpieces of the Baroque and Classic, an important event, the second concept of the Classical Music Festival Notte di Notte, Music by Night, organized by the municipality of Jesolo in collaboration with the Doc Servizi Venice and the Proposte Musicali Association. Alongside the Venetian Baroque Orchestra under the direction of Maestro Dino Doni, three accomplished musicians will perform at the concert. Flautist Francesca Cescone, guitarist Tancredi Triches, and violinist Mattia Tonon. The concert will feature some famous masterpieces written by great composers such as Vivaldi, Handel, Purcell and Gluck. We wish you all a good concert in the beautiful church of Trieste Square. Have fun! Ed ora procederemo con la lettura in tedesco. Un applauso alla professoressa Sabrina Comina. Sehr geehrte Damen und Herren, guten Abend an alle und herzlich willkommen auf dem Konzert Musik auf dem Wasser. Meisterwerke des Barock und der Klassik, ein bedeutendes Ereignis, das zweite Konzert des Klassikfestivals Notte di Notte, Musik bei Nacht. Organisiert von der Jesolo-Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Doc Servizi Venedig und dem Verein Proposte Musicali. Neben dem Venetien Barockorchester unter der Leitung von Maestro Dino Doni treten an den Konzert drei versierte Musiker. Die Flötistin Francesca Cescone, der Gitarrist Tancredi Triches und der Geiger Mattia Tonon. Im Konzert werden einige berühmte Meisterwerke großer Komponisten wie Vivaldi, Handel, Purcell und Gluck zu hören sein. Also, wir wünschen Ihnen alle einen angenehmen Abend in der wunderschönen Triestkirche. Viel Spaß!
Ed ora è arrivato il momento tanto atteso, quello di accogliere la nostra orchestra con un grande applauso. Allora a voi, l'Orchestra Barocca del Veneto diretta dal maestro Dino Doni. Il nostro viaggio musicale inizia con Georg Friedrich Händel, un compositore tedesco ma ha vissuto la maggior parte della sua vita a Londra, lavorando moltissimo anche per la famiglia reale. Siamo nel 1739, tra settembre e la fine di ottobre, e in pochissimo tempo scrive ben 12 concerti grossi. Noi ascolteremo il concerto grosso opera 6 numero 1. Il concerto grosso si suddivide in origine in 5 tempi. Noi ascolteremo soltanto 3 di questi tempi, ovvero a tempo giusto, allegro, allegro. E allora a voi l'Orchestra Barocca del Veneto e l'applauso per il nostro maestro Dino Doni.
quelle città che ci invidiano in tutto il mondo, Venezia. E Venezia ha dato i Natali ad uno dei maggiori compositori di epoca barocca, Antonio Vivaldi. Antonio Vivaldi che sarà protagonista di questa serata con diversi brani. Sicuramente un personaggio estroso, il prete rosso veniva chiamato per il colore dei suoi capelli. Ci ha lasciato tantissima musica. E andiamo nel 1728, anno in cui viene pubblicato un concerto di età piuttosto matura. Sto parlando del Gardellino, il Cardellino, questo uccellino. E quindi ci lasciamo emozionare dalla musica, ci lasciamo emozionare da questo concerto che è un dialogo tra flauto e orchestra. E questa sera il nostro Gardellino sarà la flautista Francesca Cesconi. E allora a voi Antonio Vivaldi.
proprio repentina, potremmo dire last minute, Mauro Fiorini, altro eccellente flautista, per motivi di salute. Quindi un altro grande applauso, da un'impresa, grazie. Rimaniamo sul repertorio della musica di Antonio Vivaldi, che in vita ci ha lasciato oltre 500 concerti per strumenti. Il violino era lo strumento che egli prediligeva perché era il violino che suonava in maniera eccellente. Tutti questi concerti, tutte le sue opere sono poi cadute in oblio e sono state riscoperte soltanto nel XX secolo, catalogate e sistemate ad opera anche di alcuni musicologi. Tra questi compare il concerto per archi in La maggiore, di cui ascolterete i tempi adagio e allegro. Vi preghiamo di applaudire, come in ogni concerto, soltanto al termine dell'esecuzione. E allora a voi la nostra orchestra.
Conosciamo ora un altro compositore, Harry Purcell, di cui ascolterete una delle suite più belle scritte nella storia della musica classica, datata 1695. È l'ultima composizione teatrale che ci ha lasciato Purcell ed è una composizione che è tratta dalla tragedia La vendetta del Moro. La suite è un insieme di danze, ascolterete il rondo aria, hornpipe e aria. Anche qui vi preghiamo di applaudire soltanto al termine dell'esecuzione.
Vivaldi, vi dicevo che ha composto e ci ha lasciato oltre 500 concerti e ne ha scritti per tutti gli strumenti. Pensate, 39 soltanto per fagotto, per liuto, per tromba, per mandolino, e ce n'è uno che è uno tra i più belli, tra i più eseguiti al mondo, che vede protagonista la chitarra. È il concerto in re maggiore per chitarra, archi e continuo, che si suddivide in 3 tempi, ovvero allegro, largo, allegro. A voi la nostra orchestra e alla chitarra solista Tancredi Enriquez. Un applauso per la nostra orchestra che ci sta regalando tante emozioni in questa serata. E allora a voi la musica di Antonio Vivaldi.
poesia danza e soprattutto diede maggiore importanza ai testi delle varie arie rispetto ai virtuosismi vocali. La sua opera più famosa è Orfeo e Euridice, di cui ascolterete la celebre Danza degli Spiriti Beati, che si trova nel secondo atto dell'opera. È un brano di grande poesia, allora entriamo nei Campi Elisi, lo facciamo con la nostra orchestra, l'orchestra barocca del Veneto diretta dal maestro Dino Doni, e al flauto solista torna Francesca Cesconi. curiosità, qualche aneddoto sul grande compositore Antonio Vivaldi, ma una domanda sorge spontanea. Era apprezzato dai suoi contemporanei. C'era chi lo acclamava a gran voce e c'era chi invece storceva il naso. Gli inglesi, per esempio, dicevano che la sua musica era facile, era musica per bambini.
Lo stesso suo contemporaneo, il drammaturgo Carlo Goldoni, scrisse di Antonio Vivaldi: è un eccellente suonatore di violino, ma è un mediocre compositore. Oggi Antonio Vivaldi è uno degli autori più apprezzati e più eseguiti al mondo e noi vogliamo celebrarlo questa sera con l'Allegro dal concerto per archi in sol minore. E allora a voi l'Orchestra Barocca del Veneto, diretta dal maestro Dino Doni. Siamo giunti quasi in fondo al nostro viaggio musicale e allora prima di presentarvi l'ultimo brano desidero invitare a raggiungermi l'assessore alla cultura per un saluto, una conclusione meravigliosa. Deborah Gonnella, la accogliamo con un applauso. Buonasera a tutti e benvenuti, grazie per essere così numerosi a questo secondo appuntamento della rassegna Notte di Notte. Naturalmente vi porto i saluti del sindaco, di tutta l'amministrazione comunale e per i nostri ospiti della città di Jesolo.
Allora, la rassegna Notte di Notte è un viaggio nei luoghi, ma è un viaggio anche attraverso la musica. Abbiamo voluto celebrare un po' le chiese, perché come vedete sono anche dei contenitori di tanta cultura e tante opere d'arte. E la musica è un'opera d'arte. Mi piace sottolineare quanto spesso ci dimentichiamo, tutto questo è fatto da mani d'uomo. In un tempo in cui si vede la sfida dell'intelligenza artificiale, ricordiamoci che c'è ancora bisogno delle mani d'uomo e quindi abbiamo bisogno che questi luoghi vengano vissuti da persone, perché possiate apprezzare quello che è stato fatto, ma quello che magari i nostri giovani possono continuare a fare, perché per il momento viviamo ancora di tanta rendita anche per quanto riguarda la musica, però abbiamo bisogno di dare continuità. Infatti abbiamo iniziato con i giovani, abbiamo visto dei giovani e noi speriamo insomma che loro siano ciò che continueranno a promuovere, quindi musica, arte e cultura. Quindi grazie per essere qui, mi unisco, non li ripeto tutti, ai ringraziamenti che ha fatto prima Elisa Nadai. Come ha sottolineato, per tutto questo c'è sempre bisogno, c'è un grande lavoro corale, ecco. E quindi grazie veramente a tutti, vi auguro un buon proseguimento, un buon termine insomma, e vi aspetto anche in tutti gli altri luoghi da vedere e dalla bellissima musica da ascoltare. Grazie. Grazie per queste parole. Ricordo che il prossimo appuntamento sarà il 13 agosto a Passerella di Sotto col quartetto Arcangelo, quindi un'altra occasione per ascoltare il 5 agosto. Trovate comunque tutte quante le informazioni anche sui vari siti internet, sui social, quindi seguite e soprattutto seguite la buona musica, questo è l'invito. Chiudiamo con un grande compositore, Jean-Philippe Rameau. Siamo nel 1727 quando Jean-Philippe Rameau compone un'aria che diviene celebre, l'aria dei selvaggi, per un'opera, il quarto atto dell'opera Le Indie Galanti. E allora facciamo un giro sì nella musica, ma facciamo un giro anche attorno al mondo.
proprio la verità. Io l'ho cercata ieri pomeriggio perché Mauro Fiorin, questo nostro bravissimo solista, mi ha chiamato, era veramente affranto, ma aveva, ve lo posso dire, un'afta al labbro e non riusciva proprio a suonare, non gli usciva il suono. Potevamo cambiare programma, insomma io ho preferito insistere con il flauto, è un'amica e veramente io farei, perché l'ho chiamata ieri alle 8 di sera, alle 8 di sera. Perché lo dico, sono miope, quindi faccio a volte un po' di fatica a vedere, però mi sembra di vedere Mauro Fiorina, è giusto? È lì, quindi l'amicizia e l'affetto comunque. Maestro, c'è un bis. Allora io non annuncio niente, ci lasciamo trasportare dalle note e dall'orchestra barocca del Veneto diretta dal maestro Dino Doni.
questa la conoscerete di sicuro.
accompagniamo con un applauso perché sono tutti volontari, anche i ragazzi. Il primo violino Mattia Colonna. Un riconoscimento floreale davvero per tutta la nostra orchestra e per i vari solisti. Volevo aggiungere due cose. Allora, intanto grazie mille alla Water Music per la straordinaria serata, ma vorrei un ringraziamento speciale a Sabrina Cobin e Dino Doni perché loro lo fanno di professione musicisti, ma è la passione che li contraddistingue e ci danno sempre quel qualcosa in più e sono un valore aggiunto per la nostra città di Jesolo, per tutto ciò che portano. Quindi grazie davvero e noi ne siamo orgogliosi. Grazie. Dicono grazie all'assessore per le belle parole, quindi appuntamento sempre con tanta altra musica proprio sul litorale ma anche sulle zone dell'entroterra tutte da scoprire. Grazie a tutti per la serata e quindi chiudiamo con un applauso e vi auguro davvero un buon proseguimento e buona vacanza per chi è qui in vacanza. Qualcuno va giù nel gradino giù. Scendiamo qua. Tutti i fiori davanti. E come sempre asciugateli, perché sennò Adesso non so Don Gianluca se Don Gianluca. Ecco sì. Don Gianluca, se viene Don Gianluca anche a fare una foto. Don Gianluca, una foto insieme. La fotografa fuori. Aspettiamo un attimo anche Don Gianluca. No, perché è alto. mi si vede. Sì. Grazie.